Salve a tutti, salve Massimo Privitera, benvenuti a questo speciale di Soundtrack City dedicato al mestiere del compositore di musica per film in Italia. E ovviamente leggete che l'incontro poi sarà con Kristian Sensini e vi spiegheremo anche il perché. Massimo, invece ci vuoi dire proprio direttamente tu qual è l'argomento del contendere e perché siamo qui? Insomma, c'è un sondaggio, no? Certo, e come no. Allora, intanto, salve a tutti, ciao Marco. Il sondaggio di oggi è molto importante perché viene fuori da, per l'appunto, un sondaggio che ha fatto il nostro ospite, Kristian Sensini, ed è il mestiere del compositore di musica per film in Italia, la situazione attuale. Qual è le criticità, quali sono le condizioni lavorative, le trasformazioni, anche in virtù del fatto che comunque le tecnologie vanno avanti e tutto cambia dall'oggi al domani, veramente in un batter di ciglia o in uno schiocco di dita. Quindi proprio c'è questo stato dell'arte, della musica per film, tra l'altro curato e voluto da uno dei membri dei soci dell'ACMF, l'Associazione Compositori di Musica per Film Italiani, ovviamente. Ecco. Kristian Sensini l'abbiamo avuto anche nostro ospite in altre occasioni, è giusto per fare una panoramica su questo compositore che ospitiamo, è un compositore di musica per film, un docente, un flautista, un produttore musicale, ha lavorato per tanti generi, soprattutto per film oltreoceano e anche nel resto d'Europa, ed è una persona molto eclettica, quindi abbiamo il piacere proprio di ospitarla. Io vorrei dire un paio di cose prima di iniziare. Per cominciare, questo sondaggio che è stato realizzato da Kristian, il campione era proprio i compositori che sono all'interno della CMF, ovvero Associazione Compositori di Musica per Film, che racchiude, che include un po' tutti i compositori attivi in Italia, se non altro la gran parte. Quindi diciamo che a partire da questo serbatoio possiamo dire che il campione è assolutamente credibile e importante, e sono venute fuori delle cose molto interessanti. Allora io direi, chiediamo quindi a tutti i partecipanti che vorranno fare delle domande, interagire con noi, di utilizzare la chat, appunto in sostanza i commenti all'interno dei nostri social, che sia YouTube che sia Facebook. Noi le leggeremo e queste domande poi le faremo direttamente al nostro Kristian Sensini. Eccolo qui, ciao Kristian, benvenuto. Ciao a tutti, grazie Massimo, grazie Marco. Ciao Kristian. Allora io prima di iniziare a far vedere gli slide ti chiederei subito da cosa nasce l'esigenza di questa fotografia che tu hai fatto su appunto quello che è oggi la situazione lavorativa, ma non solo, del compositore di musica per immagini. Come mai ti è venuto in mente questo? La metto dall'altra parte. Come mai non è mai venuto in mente prima a nessuno sta cosa qua? Cioè, come mai non mi è venuto in mente prima? No, io sono una persona molto che pensa molto e a un certo punto, tra i miei vari pensieri, dico: ma nessuno ha mai fotografato in Italia la situazione lavorativa dei compositori di musica per film. Almeno non mi risultava questa cosa. Allora sono curioso. Noi come associazione, come ACMF, condividiamo molto, è un'associazione che è nata anche per condividere glorie e drammi, insomma, del nostro mestiere, però pubblicamente di solito non si parla di certi argomenti che sono un po' tabù. I compositori, soprattutto in epoca di social, tutto va bene, tutti abbiamo successo, tutti facciamo film fantastici e così. Però io dico, voglio un attimo indagare, perché secondo me, conoscendo l'ambiente italiano, non è proprio così, insomma. Quindi dico, proviamo con questo campione di associati a CMF, che ripeto è un campione importante, come hai detto tu, ma io sottolineo perché per entrare a far parte della CMF bisogna essere dei compositori professionisti, quindi bisogna aver fatto almeno una pellicola che sia uscita, un documentario, qualcosa che è uscito al cinema, qualcosa che è uscito in streaming o via di seguito, insomma. Quindi è un campione molto, molto attendibile.
È un campione probante, come si suol dire. Allora, noi andiamo, siccome sono 20 punti corrispondenti a 20 diagrammi, con 20 tematiche tutte importanti, allora noi procederemo così, lo dico anche a chi ci ascolta, di 3 slide e quindi 3 punti in 3 punti. Faremo parlare Kristian, dopodiché ci saranno le nostre domande e, se vorrete, anche di quelle di chi ci ascolta a casa. Allora, bando alle ciance, andiamo su questa prima slide. Kristian. Allora, sì, sono partito da una cosa e il risultato è subito stato incoraggiante. Ho messo le slide in un certo ordine, le domande sono state fatte in un certo ordine, poi nel questionario ben preciso che è stato pensato in maniera meticolosa. E questa è una slide incoraggiante, appena risposta, e chiedevo, insomma, stiamo lavorando in sostanza, quindi quando hai composto la colonna sonora per il tuo ultimo film? 74%, quindi 3/4 nell'ultimo anno, negli ultimi 12 mesi. Poi una percentuale del 17% tra 1 e 3 anni fa, che comunque è una buona media, insomma, per un compositore, altri più di 5 anni fa, che insomma non è da trascurare, e tra 3 e 5 anni fa il minimo. Però il dato importante, tutto questo blu che vediamo, 3/4 dei compositori hanno fatto un film nell'ultimo anno, quindi bene, il lavoro vuol dire che c'è, no? Questa è stata la mia osservazione. Allora, la prima osservazione non svelo quello che c'è dopo, però, perché come? no, spoileriamo. Non svelo Adesso, quello che c'è dopo. Il lavoro c'è, a quanto pare, no? Allora, uno parte da questo sondaggio, Kristian dice, vabbè, insomma, mica male, cioè 3 su 4 dicono che hanno lavorato almeno una volta in un anno, insomma, è buona cosa. Allora andiamo a vedere la seconda domanda, che invece è un po' più, diciamo così, più critica. Ecco, qual è stato il compenso medio per la tua ultima colonna sonora? Ovvio per il premio partitura. Qui poi ci sarebbe da discutere, perché il buyout è un altro tipo di contratto. Comunque fermiamoci al premio partitura. Che cosa se ne trae da questo diagramma? Guarda, io ho messo un meno di 5.000 pensando che fosse un'ipotesi impossibile, però il 39% dice che ha guadagnato come premio partitura meno di 5.000 euro, quindi ha pagato anche le tasse su quei 5.000 euro. Quindi certo. Tutti hanno fatto un film nell'ultimo anno, tutti, insomma, 3/4 hanno fatto un film nell'ultimo anno, però molti meno di 5.000 euro. Però lasciamo stare meno di 5.000 euro. Mettiamo insieme il rosso e il blu, quindi massimo 10.000 euro, ok? Quindi il totale è il 70% quasi, no, più il 70%. Il 70% dei compositori che ha guadagnato meno di 10.000 euro, non più di 10.000 euro, mentre una minima parte, meno del 30%, ha guadagnati oltre 25. Considerate, cioè tra i 10, scusate, e i 25. Considerate che 10.000 euro è una cifra media per un film non di cassetta in Italia, come premio partitura, non una grande produzione, ma negli Stati Uniti, ad esempio, è proprio il costo di un film indipendente. Ma indipendente vuol dire fatto proprio con lacrime e sangue, quindi sono delle cifre che 10.000 euro, non lo so, una cosa totalmente autofinanziata, ecco, potrebbe essere negli Stati Uniti. Invece da noi, a quanto pare, quanto mi dice il questionario, è la norma, insomma. Però ecco, ripeto, il questionario, non abbiamo sottolineato una cosa, era anonimo, quindi io non so chi ha dato queste risposte, e ho voluto che fosse giusto così, perché così ci liberiamo da alcuni tabù e da alcuni imbarazzi, perché dire, hanno fatto un sacco di film, poi mi hanno dato 5.000 euro per fare sto film, insomma, no? Sì, no, ma infatti c'è anche questo, cioè che non se ne parla volentieri in generale, non perché qualcuno c'ha paura di Equitalia, perché come vedete non c'è da temere assolutamente nulla, viste i movimenti. Sotto i 5.000 euro è lavoro occasionale, esatto, all'anno, e non si dichiara nemmeno. È ritenuta da conto sotto 5.000. Quindi allora
Allora, quindi già questo dato è un altro dato appunto interessante. Di sicuro sappiamo che insomma quasi la metà delle persone che hanno avuto modo di partecipare a questo sondaggio persone, compositori, hanno detto che di incassare meno di 5.000 euro per una colonna sonora. Questo è il dato, quindi andiamo avanti con un altro tipo di situazione. La terza slide. La terza slide, eccola qua. Perfetto, vediamola. Allora, a quante colonne sonore hai lavorato negli ultimi 5 anni? Allora, se prima si stava discutendo sulla tua ultima colonna sonora, quanto ti hanno pagato, qui invece il discorso va anche più nel profondo, no? Dico bene, Kristian? Sì, perché in parte era una domanda per vedere se ci fosse stata una conferma, e come vedete c'è, perché se il 52% dice che ha lavorato a 5 o più colonne sonore negli ultimi 5 anni, abbiamo una media di una colonna sonora l'anno, no? Quindi si conferma quella cosa che dicevamo prima. C'è una percentuale che non è da trascurare, che sono il blu e il celestino, che dice che ha lavorato a una colonna sonora negli ultimi 5 anni, ripeto, tutti i professionisti, qualcuno ha scritto nessuna negli ultimi 5 anni, ma anche la percentuale che ha lavorato 2 o 3 colonne sonore dell'11 e del 15% sono indicative, perché, ripeto, se uno ha lavorato negli ultimi 5 anni, e non anticipo i risultati di slide successive, a una colonna sonora è stata pagata 5.000 euro o massimo 10.000 euro, insomma, su quella cosa ci ha pagato le tasse, è un mestiere del quale si può vivere con 10.000 euro l'anno, o anche esagerando uno ne ha fatte 1,5, insomma, quindi ha guadagnato 15.000 euro, considerando che uno poi paga le tasse sopra, perché questa è una cosa importante. Scusa Marco, un altro dettaglio che non abbiamo detto è che il perché ho fatto questo questionario è per due motivi. Uno, mi indirizzavo ai giovani, non per scoraggiare nessuno, però per corazzarli, perché uno va in battaglia con l'armatura, insomma, se uno va completamente nudo come un verme, no? Insomma, viene sconfitto subito, quindi corazziamoci, capiamo il lavoro è bellissimo, si può fare, il lavoro a quanto pare c'è, ma capiamo che ha certe condizioni. Quindi uno per i giovani, due per i colleghi, insomma, per dire sì, le difficoltà ci sono per tutti, tre per i colleghi di fascia alta, perché bisogna capire qual è, anche nell'associazione, la media, insomma, perché altrimenti uno dice, vabbè, io ho guadagnato 25.000 euro, ho fatto a pellicola, ho fatto 4 film quest'anno, insomma, mi pare che va benissimo la situazione. E invece vediamo che sono proporzioni molto sballate, una forbice molto divaricata, Ecco, infatti, siccome siamo arrivati alla terza slide, e quindi possiamo anche cominciare a chiedere, dopo ti faccio una domanda che è arrivata dalla chat, ma prima te ne voglio fare uno. Ecco, è evidente che il dato saliente è che tecnicamente il lavoro non manca a livello quantitativo. Ciò che manca sono i budget relativi alla realizzazione di una colonna sonora. È evidente che se da una parte appunto si dice che si guadagna di media 5.000 euro, però contemporaneamente qui dico, il grosso dice di aver lavorato a 5 più colonne sonore, vuol dire una all'anno, ma vuol dire anche continuità, Kristian, cioè vuol dire che anche se si lavora poco, si lavora continuativamente, cioè non è che non ti sembra un dato anche un po' paradossale questo? Ci sono due punti di vista. Il primo è che molti compositori, pur di accumulare credits, probabilmente accettano qualsiasi budget, perché se dico di no, comunque lo farà qualcun altro questo film. Io preferisco avere su IMDb
un credit in più che uno di meno, quindi lo faccio a 5.000 euro volentieri. Va detto che però se siamo degli yes men sempre e a priori, la situazione non migliorerà mai per nessuno. Va pure detto che, come si diceva, tengo famiglia e delle volte si accettano i lavori perché è necessario, insomma. Perché per non avere un buco per i compositori, parlo anche per chi non fa questo mestiere, perché ci rivolgiamo a un pubblico più, insomma, molto eterogeneo. Il compositore vale tanto quanto l'ultimo film che ha fatto. Inutile che uno dice 15 anni fa ho fatto una colonna sonora che è stata importantissima, eccetera. Ma l'ultima cosa che hai fatto, qual è, insomma? È stata prestigiosa? Ha vinto premi? Non l'ha vista nessuno? E quindi la cifra del biglietto di visita del compositore è l'ultimo lavoro fatto. Se l'ultimo lavoro che hai fatto è di 12 anni fa, potrebbe essere un problema per alcune produzioni, per alcuni registi affidarsi a te. Non è un gioco matematico, Sì, però no, ma hai talmente ragione che vedo ci sono un paio di grandissimi compositori, non mi va di fare nomi, di grandissimi compositori che sono più o meno a spasso da parecchio tempo. Quindi vuol dire esattamente quello che dici te, non conta tanto il tuo curriculum, cioè quello che hai fatto prima, conta le ultime cose che hai fatto, questo è vero. no, Però ti direi volevo... proprio l'ultima, nemmeno le ultime, l'ultima cosa che... L'ultima, sì, l'ultima. Ti leggo, non posso leggere purtroppo il documento, perlomeno il link a cui questa, diciamo, riflessione è legata, di Eugenio Tassitano, che dice: vi allego questo articolo interessante, al momento il cinema italiano è quasi fermo, per fortuna molti musicisti non lavorano solo con il cinema italiano, altrimenti saremo in grandissima difficoltà. Questo anticipa un po' degli slide e delle slide che arrivano dopo, quindi forse Kristian vale la pena parlarne dopo, dopo. Intanto Massimo, mentre io vado sulla quarta slide, se tu da non compositore vuoi fare una domanda, però insomma da persona che sta abbastanza dentro a questo mondo, ti va di fare una domanda, insomma è ben accetto. Ma guarda, una domanda ci sarebbe, perché poi in realtà un po' ne ha risposto già ampiamente Kristian facendo una considerazione su una slide. Ma a me la cosa che fa morire da ridere, cioè hai composto una colonna sonora, come si fa a vivere, a campare con una colonna sonora con quelle retribuzioni, con quel premio partitura che è veramente allucinante a dir poco, è impensabile. Ma ovviamente c'è anche da dire che non è che uno campa solo facendo una colonna sonora o scrivendo solo per film o per serialità. Per fortuna c'è la multimedialità, c'è il teatro, per quanto possa essere appetibile, e tante altre forme, diciamo, artistiche e mass mediali. Il problema fondamentale è che a me questa cosa fa morire da ridere, e quando l'ho letta sono rimasto abbastanza basito, perché pensavo, nel passato è vero che c'erano più di 600 film all'anno prodotti di tutte tipologie diverse di genere, dall'horror al western al peplum, e quindi c'erano tutti i compositori che non devono neanche litigare uno con l'altro, perché tutti avevano modo di scrivere musica, ma anche per i porno, anche per gli erotici, c'era lavoro per tutti. Ma io mi chiedo, ma oggi come oggi, uno come fa a campare se non hai il famoso, cioè, allora fare il compositore vuol dire che è il piano B. Il piano A è o fai il docente, come molti di voi fate, o hai un altro lavoro che non è neanche scrivere musica, o che ne so, vai a fare i panini al McDonald's, perché e guadagni molto di più, perché cioè, non si sicuramente. può, cioè, a me proprio viene una tristezza infinita, cioè io non ho più che una domanda, ho delle considerazioni, perché a me proprio dispiace, perché in realtà io conosco, da giornalista mi arrivano una molteplicità di colonne sonore da recensire, non ho il tempo, non abbiamo il tempo in redazione, perché non siamo tantissimi come una volta, anche perché, torno a ribadire e poi la smetto qui, scrivere di musica per film non sono tutti capaci. C'è un giornalista di cinema non può scrivere di musica per immagini, attenzione, perché magari ha il gusto per il film, per le immagini, ma non capisci niente di musica, come molti registi e molti montatori e produttori, e qui si sarebbe da polemizzare all'infinito. Ma a parte quello, a me dispiace, perché molti film non escono, molti lavori che mi arrivano anche dignitosi, perché non è vero che non ci sono
ragazzi giovani che sappiano scrivere. Poi io in certo atto non li posso neanche recensire, perché se il lettore mi viene a chiedere dove posso ascoltare questa colonna sonora, non c'è neanche in streaming, io che come faccio a recensirla, anche se è un bellissimo prodotto? Questo cioè, questa è la cosa che mi perplime e mi sconforta. Ecco, più che altra domanda era una considerazione. Scusatemi, ma veramente ce l'avevo. Posso, Kristian, mi consenti di rispondere all'amico certo. Massimo? Allora, sai, io che sono campione mondiale di sopravvivenza nell'ambito musicale, allora una domanda che forse non è stata fatta in questo sondaggio, non credo di averla vista, posto che la composizione è se ognuno di noi fosse uno di questi diagrammi, dovrebbe scrivere: ma il mio diagramma, cioè la mia vita dal punto di vista economico, di che cosa consta? Di varie fette, no? Di varie fette che per alcuni sono comunque delle fette di tipo musicale, lavoro musicale. Anche se insegnamento, anche se magari musica dal vivo, o magari musica non per cinema, ma per teatro, o non lo so, qualsiasi cosa. Ecco, io credo che lì sarebbe uscito fuori dei risultati interessanti. Cioè, nel senso, io credo che ciò che è evidente da tutto questo, che la specializzazione è una chimera. Cioè, nel senso, ormai si deve andare avanti e forse ritornare all'uomo rinascimentale che in qualche modo sopravviveva nel suo ambito, nel suo specifico, però sapeva fare un po' tutto. Questo credo sia l'unico modo, secondo me, per riuscire a sopravvivere oggi. Lavorare sempre nella musica, ma come posso dire, diventando esatto, nel senso a 360 gradi. Ma io lo consiglio oltretutto ai giovani, perché io vivo molto bene, molto tranquillamente, perché lo sanno tutti, faccio l'insegnante, quindi anzi il compositore l'ho iniziato a fare dopo. Io insegno ormai da 20 anni e passa, insomma. Quindi è anche un punto di vista non solo economico, ma anche mentale, perché se uno fa solo il compositore vuol dire che a un certo punto in Italia deve scendere una serie di compromessi che ti rendono veramente, secondo me, non una persona molto serena, secondo me. Io quando ho momenti di sconforto nel lavoro, dicendo ma devo fare sta cosa per sto film, entro in classe con i ragazzi e respiro, insomma. Quindi quello che dici tu io lo confermo e lo consiglio, e fa bene anche al nostro modo di scrivere la musica, insomma. Sì, sono d'accordo con te al 100%. Oggi come oggi fare musica solamente composizione può essere dannoso per la salute, perché poi alla fine, ripeto, si può perdere anche il gusto di farla, perché è veramente complicato. Dovrebbero mettere sui diplomi di conservatorio, nuoce gravemente alla salute. Sì, è bello, voglio dire, ma non è proprio un lavoro sereno. Allora andiamo su questa altra slide. Quando hai lavorato per l'ultima volta a un film uscito in sala? Italiano. Ecco, perché questo qua italiano, per capire qual è il peso della sala e qual è il peso dello streaming, insomma, per farci un'idea. E infatti negli ultimi 12 mesi solo il 38,5%. Vuol dire che molti di quelli che hanno fatto un film negli ultimi 12 mesi non era un film che è uscito in sala. Molto probabilmente è un qualcosa che riguarda lo streaming o la televisione. Film per la televisione di base non esistono, sono gli sceneggiati, insomma, non è il film che esce solo in TV, è una fiction che ha altri contesti, ha altri budget, ha altri linguaggi, perché io so che molti colleghi dicono un film è un film, oppure la fiction è un film molto lungo tagliato in tanti pezzi. Per me il film è un film, ha una durata, ha una narrazione precisa che inizia e finisce. Non si può dire che una serie, ma è un parere solo mio, una serie è un film in tante parti, è una cosa diversa. Quindi negli ultimi 12 mesi il 38%, tra 1 e 3 anni fa il 26,9% e più di 5 anni fa, insomma, è un terzo circa l'altra porzione rimanente.
Vuol dire che molti compositori che lavorano forse a budget minori. Questa è una domanda che mi sono fatto perché non la so la risposta. Però i budget sono minori perché molti dei progetti sono televisivi oppure in streaming, quindi i budget sono minori di quelli che vanno in sala? Potrebbe essere anche chi ha la fortuna di lavorare ad esempio su serie televisive non risibili, ma insomma su reti generaliste, ma anche semplicemente su piattaforme tipo Netflix, non è che guadagnano abbastanza, non in maniera eccessiva, ma voglio dire, non è necessariamente una serie di nicchia se lavori nell'ambito dello streaming, o necessariamente un film. Cioè, se peschi una serie importante però di peso, insomma. Sì, sì, direi di sì. Andiamo a questa slide. Qual è stato il tuo ultimo, ad esempio è una domanda che fa da controcanto all'altra, qual è stato il tuo ultimo progetto europeo esclusi film italiani negli ultimi 12 mesi? Mi interessava perché io sono un compositore che lavora un po' più all'estero e conosco forse meglio l'ambiente al di fuori dell'Italia di quello italiano, perché molti film li ho fatti per gli Stati Uniti e sono membro dell'Accademia Europea dei film, insomma, quindi conosco anche molti colleghi che lavorano in Europa. E è un po' il mio pallino, dico, ma perché i compositori non lavorano all'estero, in Europa? E infatti il 43,3% dice non ho mai lavorato a un progetto europeo, quindi di base mi fermo alle Alpi, no? Non vado al di fuori delle Alpi del Mediterraneo. La maggior parte non ho mai lavorato. Negli ultimi 12 mesi solo il 21,2%, che è una cifra veramente bassissima. Tra 1 e 3 anni fa il 18% circa, e tra 3 e 5 anni fa il 17%. Ora, questa è una riflessione ulteriore, perché io mi sto informando molto su questa cosa, perché molto spesso quando io vado a propormi a delle produzioni, so che c'è un film in produzione con un regista al quale mi interessa di lavorare, e in Europa abbiamo un protezionismo per i propri talenti, dovuto anche agli incentivi governativi che ogni Stato dà alle produzioni, un protezionismo che non abbiamo in Italia in questa maniera. Cioè vai a parlare col regista francese e dice no, guarda, per ragioni di produttive, perché ci finanziano, devo scegliere un compositore francese. Mi piacerebbe molto lavorare con te, io veramente ho ricevuto diverse volte mail, dice guarda, mi piace molto il tuo lavoro, però devo lavorare con compositore francese. Idem in Spagna, in Canada lo stesso, in Nuova Zelanda c'è questa cosa. Adesso rimaniamo nell'ambito europeo e la situazione non è migliore quando ci sono le coproduzioni, cioè produce Francia-Italia un film che è girato anche spesso in Italia, il compositore francese. Coproduzione Italia-Spagna, compositore spagnolo. Cioè quando c'è da scegliere il compositore è sempre non italiano, grandissima parte delle volte. Voi andatevi a vedere i film, io ho fatto una ricerca sugli ultimi film coprodotti dall'Italia in maniera minoritaria o preponderante. Il compositore non è quasi mai italiano, è rarissimo. Una delle ultime che mi viene in mente è il film d'animazione Interdio Shen, come che ha fatto Piovani, insomma, che è un film d'animazione in stop motion di Huguettot, che è tra l'altro un regista molto molto in gamba. Però sono molto rare le cose. Invece molto più spesso c'è il film italiano dove il compositore è straniero, che non c'è niente di male, però è una cosa bizzarra, perché forse viviamo un certo provincialismo. Allora quando Tom York fa la colonna sonora per un film italiano, allora le produzioni è molto più contenta perché dà quel senso, quella ventata di internazionalità, insomma. Non lo so. E io credo che sia sono sempre per la circolazione dei talenti, quindi per me più le informazioni circolano, meglio è per tutti. In sostanza, Kristian, tu stai dicendo che per quanto riguarda l'Europa, in generale l'estero, c'è una tendenza al protezionismo che invece manca da noi in Italia, per cui i compositori stranieri sono protetti all'interno delle loro produzioni, mentre noi lo siamo di meno.
Questo sarebbe bello studiarlo, sì, a fondo questo tema, però mi fa capire che si vive anche in questo senso una realtà abbastanza paradossale, cioè nell'era della globalizzazione in effetti ci sono molto meno rapporti e collaborazioni con le cinematografie straniere, cioè non nostre. Non si esce, perché poi nei premi, poi Massimo lo sa perché fa parte delle associazioni di critici internazionali, no? Quando Massimo, quando vai a vedere le classifiche di Golden Globe, vabbè, gli Oscar non ne parliamo, ma anche l'associazione critici cinemusicali, di colonne sonore e tanti altri. Vedere un italiano capita una volta ogni 4 anni, ogni 5 anni, ma poi perché ha fatto un film internazionale importante, no? Quindi noi abbiamo proprio difficoltà a venire fuori dall'Italia, una cosa che prima non era così, insomma. Ma guarda, infatti faccio una considerazione all'altra, un po' anche una sorta di considerazione storiografica. Tanti anni fa nomi che tu vedevi come per esempio Stelvio Cipriani, che mi andava a scrivere la musica per un film western spagnolo, ma perché? Allora, se erano delle coproduzioni dipendeva chi metteva più soldi. Se in quella coproduzione italo-spagnola l'Italia metteva più soldi, aveva il diritto a scegliere il compositore italiano, Sì. sempre se non c'erano registi di spicco che erano i primi a scegliersi il regista, perché a molti anni fa succedeva che i grandi produttori, parliamo di Dino De Laurentiis, Franco Cristaldi e tanti altri, sceglievano loro stessi il compositore. Oggi c'è, siccome ovviamente per una questione proprio di soldi dati dallo Stato o dalla regione di appartenenza, se io ti do quei soldi, ovviamente sei costretto proprio dal bando e dai soldi che ricevi a scegliere il compositore della nazione o comunque del posto dove ti trovi. Addirittura certe volte è proprio regionale, anche Sì, se è ancora peggio, sì, è ancora mi peggio, fa perché molto proprio ridere sei questa cosa. costretto, ne so qualcosa perché ho un progetto proprio in tal senso, e sei costretto a scegliere le maestranze, addirittura quindi il compositore, non quello che vorresti scegliere tu. Poi ovviamente su questo ci sarebbe da fare una disamina lunghissima. Io che faccio parte dell'International Film Music Critics Awards da anni, ogni critico o ogni gruppo di critici appartenenti alla propria nazione candida quelle ritenute i propri. Io devo dire spingo parecchio, però certe volte ovviamente prevale, come anche come con gli Oscar, con i Golden Globe, con molti premi blasonati che io non li considero più, perché lì è tutta questione di politica, non più di sostanza, di qualità, ma lasciamo stare, il discorso è vecchio più del bacucco, quindi lì purtroppo conta anche il film o quello che ha avuto più successo, anche lì. Devo dire che l'anno scorso, scusate, abbiamo avuto una controriprova, perché Umberto Scipione è stato il primo compositore italiano a vincere il World Soundtrack Award con un film che all'estero non hanno neanche visto, cioè La Gloria dei Nonni. Infatti è stata una bella, insomma, un bel risultato. Sì, Però è un caso soddisfazione. rarissimo, insomma. Ma perché? Perché lì votano i compositori, non votano persone che non c'entrano niente con l'aspetto musicale. E anche questo è importante, cioè vuol dire che voi compositori avete votato un vostro collega, avete ascoltato la musica, avete visto il film, cosa che non succede ai David Donatello e Nastri d'Argento, e lo dico, lo sottoscrivo, e quindi avete votato e fatto vincere con ragion di causa, non solo perché è il film del momento. Questa è la mia considerazione. Allora, è ottimo questo dato, ma non allarghiamo il tema anche ai festival dove veramente la situazione poi diventa... Conosco bene questa storia, conosco bene quanto è delicato l'argomento, e soprattutto hai colto, Massimo, l'obiettivo, cioè nel senso, se sono i compositori a votare, c'è rischio che tu, voglio dire, colga una nuova tendenza, un nuovo compositore. Se chi a votare, non dico il pubblico, ma anche semplicemente gli addetti ai lavori contigui, ma non necessariamente i compositori, generalmente insomma vince il più famoso, o quello che ha fatto il film più di cassetta, generalmente.
Allora, andiamo avanti su ha mai lavorato a un progetto fuori dall'Europa? Quindi fino adesso, prima si è parlato di Italia, poi si è parlato di Europa, adesso si allarga a tutto quanto il mercato mondiale. Cosa ne è venuto fuori, Kristian? È un semplice approfondimento di quello che abbiamo detto prima, perché una grande fetta, 36,5, non ha mai lavorato a un film insomma oltreoceano, no? Diciamo così genericamente. Chi l'ha fatto comunque in passato. Negli ultimi 12 mesi solo il 23,1%. Non è un dato bassissimo, sinceramente io mi aspettavo un dato ancora minore da questo punto di vista. Però non è trascurabile. Evidentemente difficoltà a proporsi all'estero ci sono. Va detto che c'è anche una certa ritrosia, penso, dal compositore medio italiano. Alcuni possono avere anche dei problemi con la lingua, a relazionarsi con una produzione americana o cinese o di Bollywood, insomma, vediamo. Potrebbe essere anche quello il motivo. Qualcuno potrebbe non avere assolutamente interesse. Alcune produzioni dicono non è fondamentale lavorare nello stesso luogo, si può lavorare tranquillamente da remoto, perché poi così avviene comunque anche all'estero. Alcune produzioni preferiscono invece avere proprio il compositore a portata di mano, quello pure è una cosa importante. Cioè, questa è un sondaggio che abbiamo fatto tra compositori che vivono in Italia. Comunque, forse c'è un'eccezione. Questo Kristian, è importante rimarcarlo, cioè a dire che questo campione, evidentemente di questo campione non fanno parte quei compositori che sono andati, che si sono stabiliti proprio all'estero. Mi viene da pensare Marianelli, Maragnini, Mancinelli, Fabrizio. Forse Siliotto sta dentro, non lo so se è compreso. No, io queste persone non le ho interpretate apposta per avere un campione non inquinato, perché se vado a prendere le persone che lavorano all'estero, è chiaro che se stanno già all'estero hanno un lavoro insomma, più continuo, hanno una certa continuità e soprattutto lavorano soprattutto a progetti fuori dall'Europa. Però mi serviva capire quanti italiani che abitano in Italia hanno possibilità da remoto di lavorare a progetti all'estero. Insomma. Marco, sempre Verba, lavora spesso a progetti all'estero. Sì. Ma lui poi, è un caro amico, insomma. Sai, Kristian, ce ne sono alcuni. A proposito di questo, e poi passiamo all'altra slide, molte delle colonne sonore che mi arrivano da giovani compositori, veramente proprio giovanissimi, sono per produzioni estere. Non dico oltreoceano, ma asiatiche. Poi non abbiamo toccato un campo, molti per fortuna si buttano sul mondo videoludico, che è quello migliore. Sì, lì è un altro mondo molto più possibilista. E poi sulle sonorizzazioni, perché le library per fortuna esistono ancora, meno male. Sì, assolutamente. Anzi, io so per certo molti dei compositori dell'associazione lavorano anche per le library. Io stesso anzi, io ho iniziato per le library, come Marco sa bene. Infatti. Ecco, vedi, anche lì è un altro discorso abbastanza importante, cioè si può lavorare di musica, si può lavorare sempre nell'ambito dell'audiovisivo, ma non magari come compositore principale, ma fai le musiche aggiuntive o lavori nei cataloghi, cioè offri i tuoi contenuti musicali alla production music. Questa è poi ed è un lavoro dignitoso che hanno fatto anche Morricone, Piccioni, Alessandroni, Pietromigliani e tutti nel passato. Lo sapete perché questo lo dico? Proprio come incoraggiamento ai ragazzi, cioè non esiste necessariamente che lavori nell'ambito audio-video se fai la colonna sonora, puoi fare degli altri lavori sempre in questo ambito, ma non necessariamente il compositore originale. Esiste anche, ripeto, la musica aggiuntiva che non è assolutamente male. Vabbè, fatemelo dire, questo lo dico spesso ai colleghi compositori, ma tanto è inutile. Poi esiste anche la supervisione musicale, che se vedessi più colleghi compositori nell'ambito della supervisione musicale, probabilmente sarebbe diverso. Sarebbe meglio, sarebbe un po' meglio, con tutto il rispetto di chi fa il music supervisor e basta, non essendo compositore. Ma andiamo avanti. Allora, come hai trovato i tuoi ultimi 3 ingaggi? E anche qui arriva
come posso dire, se vai a fare un discorso del genere a un compositore americano, mi sa che qui i colori sono diversi, da noi invece no, Kristian, no? Guarda, sinceramente Marco, io compositori americani sono forse il mio giro di conoscenze più quotidiano anche sui social, ma in realtà non penso che è molto diversa, forse potrebbe esserci qualcosa, però questa è una slide importante per i giovani, la maggioranza schiacciante, l'80% praticamente, gli ultimi 3 ingaggi tramite un contatto personale. Cosa vuol dire un contatto personale? Qualsiasi cosa. Vuol dire che il regista mi abita sotto casa, il regista viene al mio stesso bar, alla mia stessa pizzeria, il regista va a scuola con mia figlia, no, con mia figlia, il figlio del regista va a scuola con mia figlia. Contatto personale può essere il regista è mio cugino, il regista è mio marito, il regista è mio figlio, il regista è mio padre. Non si parla di nepotismo, raccomandazione. E questo lo dico soprattutto per i giovani. Mettiamoci in testa che per il regista fare un film è sempre un rischio, perché se noi veniamo giudicati per la nostra ultima colonna sonora, però se tutto sommato l'ultima nostra colonna sonora non è un granché come film, probabilmente lavoreremo altri film possibilmente migliori. Un regista quando fa un film in realtà si gioca tutto, questo non dimentichiamolo mai, e se l'ultimo film non piace, quel regista potrebbe non lavorare mai più, ok? Quindi teniamo presente anche questa cosa qua. Quindi quando un regista va a scegliere un collaboratore si deve fidare molto, perché è un rischio grosso. Quindi io comprendo molto il fatto che un regista si fidi e scelga un compositore anche se non è il migliore che ha sotto mano, scelga il compositore del quale si può fidare di più, perché lo conosce già, perché magari ci ha lavorato prima, ma perché, ripeto, più banalmente è una persona amica, no? Se io dovessi scegliere un supervisor, adesso sceglierei Marco, perché? Ma perché lo conosco, so come lavora, abbiamo delle idee in comune. Ma perché abbiamo queste idee in comune? Perché siamo amici e chiacchieriamo molto. Ci capita di chiacchierare anche di altre cose. Quindi è normale questo dato. Questo è normale per noi, ma forse non è normale per chi si affaccia al mestiere. Perché sai qual è l'analisi che potrebbe fare il compositore che non sta lavorando o non ha mai lavorato a film? Raccomandazioni, nepotismo. Non è così, ovvero è così, ma è la normalità delle cose, ma non perché tanto è così non si può fare niente, ma perché è lo stato del mestiere del cinema, è un mestiere fatto di pubbliche relazioni, è un mestiere fatto di conoscenze, quindi se conosco molte persone è ovvio che posso lavorare molto di più. No, questo che hai detto, Kristian, è importantissimo, posso confermare veramente al 99%. Questo è un lavoro di relazione. Ecco, io adesso vedo, no, bandi, concorsi, gare per ottenere un lavoro negli ultimi 5 anni. Le gare, per quanto riguarda la composizione di colonne sonore, a un livello, diciamo così, medio-alto, non è che se ne fanno tantissime, non se ne fanno tantissime, se ne fanno quando c'è un concorso di eventi tale, tipo il regista che non ha un suo compositore di riferimento o vuole cambiare, quando la produzione vorrebbe un nome nuovo per fare un prodotto nuovo. Insomma, non è proprio all'ordine del giorno fare gare per compositori. Strano questo, perché invece sono molto più in ambito pubblicitario, invece, visto che ne ho partecipato a parecchie, le gare ancora si fanno tutto sommato. Quindi come dire, è una situazione che ha a che fare proprio con film e serie TV, e poi probabilmente anche questa probabilmente molto italiana. Andiamo avanti. Quante volte hai partecipato a bandi, concorsi o gare per ottenere un lavoro negli ultimi 5 anni? Me la spieghi meglio questa domanda, Kristian? Sì, cioè capire, quando io dico bandi non è necessariamente un bando pubblico, no? Io esempio, io lo dico sempre, io l'unico lavoro che ho fatto per la Rai ormai 10 anni fa, parecchi anni fa, ho
proseguito il lavoro che aveva fatto Donaggio per una serie, quindi ho preso in corsa la serie, e quell'unico lavoro io l'ho fatto perché ho partecipato a una gara, lavoravo per la library della Raicom, quando c'era la library, e mi hanno detto guarda, serve un compositore per questa serie. Abbiamo chiesto a tanti compositori di mandarci dei provini, erano tutti provini anonimi, dove uno metteva MP3, brano 1, brano 2, brano 3, regista e produzione e editore ascoltavano i brani e dicevano sì, ci interessa questo mondo qui, chiamiamo questo compositore. E così è stato. È una cosa estremamente, assolutamente, indiscutibilmente, se fatta bene, meritocratica, perché è come fare match sulle le app di quando uno conosce cerca l'anima gemella, no? Io creo quella cosa, io propongo quella cosa, si fa match e va bene. Il 77,9% dice mai, non ho mai partecipato a bandi, concorsi. Perché? Perché questo fa il paio con la slide di prima. Se ovviamente la maggior parte dei lavori li prendo perché conosco qualcuno, quindi tutto sommato, indipendentemente dal merito, permettetemelo di dire, non ho bisogno di fare gare. Però è una cosa molto italiana, perché ad esempio all'estero, quando il tuo agente anche ti propone per un lavoro, sai che c'è un film in uscita, io ho un agente che è a Los Angeles, mi dice, mi manda un messaggio su WhatsApp, dice guarda, stanno preparando questo film, mi mandi qualche provino che secondo te può essere buono per questo film? Stanno facendo così altri 20 compositori. E quello lo stesso è una gara, non c'è un bando pubblico, un qualcosa, è una gara interna, però è una gara. Serve per metterti un po' di pepe, no? In Italia questa cosa non c'è, e secondo me su questa cosa ci rimette un po' il linguaggio musicale. Poi Massimo magari mi correggerà, però io penso che noi siamo molto involuti in Italia in una riproporre sempre più o meno un certo suono. La novità è difficile, uno tira gli occhi e dice oh, questa cosa è totalmente diversa dalle ultime cose che ho sentito negli ultimi 20 anni in Italia, musicalmente. Forse se ci fossero più gare, meno contatti personali, quello che ha l'idea out of the box, più trasversale, potrebbe venire fuori in maniera migliore. Ma una cosa la posso dire, poi Massimo, cioè se il regista o se il produttore non vuole sentire qualche cosa di nuovo non esce. E siccome sono tutti parati, nel senso cercando di rischiare il meno possibile, allora si va sempre sui nomi che ti garantiscono un risultato, nessun problema nel lavoro, insomma, che alla fine ti portano la nave in porto, come si suol dire. Quindi anche da quel punto di vista io voglio dire, rovescerei un po' il discorso e direi che sì, il compositore può sicuramente fare, ma se a un certo punto il committente da quell'orecchio non ci vuole ascoltare, è un problema. È anche rischioso alzare un po' la testa. Sì. Io tendo a farlo, infatti lavoro poco, però tendo a proporre cose anche bizzarre. Però ti faccio brevemente, pensa invece cosa succede quando prendono un compositore dall'estero per lavorare in Italia, no? Non ci si azzarda, difficilmente il regista dice Tom York guarda sta cosa forse è un po' stranetta. Tom York dice ma hai chiamato, questo è. Adesso ragionate così. Quando fecero Il giovane favoloso su Leopardi, io sono marchigiano come sapete, magari i telespettatori non lo sanno, ho saputo che è stato annunciato questo film meraviglioso, io vado subito a parlare con la Film Commission eccetera eccetera. Il compositore dico guarda no, il compositore è stato scelto, è tedesco. Dico ma scusa, un film su Leopardi girato dove sono nato io, il compositore tedesco, e in effetti è uno score eccezionale. A me è piaciuto in maniera incredibile quello score, che è molto elettronico, no? Però perché il compositore evidentemente è straniero. Fosse stato un compositore italiano non sarebbe stato così originale, ma non perché noi italiani non siamo originali, non gli sarebbe stato permesso, secondo me. Bravo, esattamente. Io voglio ricordare un'altra cosa, M, il figlio del secolo, anche lì non è stato scelto un compositore italiano, che pure, voglio dire, dal momento che si parla di qualche cosa che ahimè fa parte della nostra storia,
Senti, invece andiamo su questa slide, che io è questa è quella la slide che mi fa innervosire di più di tutti, perché poi abbiamo parlato, Massimo mi sa che sei mutato, abbiamo parlato di, diciamo così, delle mancanze degli addetti ai lavori, dei registi o dei produttori e via dicendo. Ecco, qui è fotografata la mancanza, secondo me, dei nostri compositori o di noi musicisti, chi fa questo lavoro, perché nel 2025 io direi che la promozione personale sia una cosa non fondamentale, sì. di più. E noi, io con Massimo, visto il nostro ruolo, cioè ambedue lavoriamo a questo canale web, ambedue lavoriamo al magazine Colonne Sonore, tutti i giorni ci rendiamo conto di quanto è manchevole questo punto proprio nella gran parte dei compositori. Io non so più come dirlo, poi vedo questo diagramma e rimango abbastanza sconfortato, anche perché si lavora nello spettacolo, ragazzi, nello spettacolo da che il mondo è mondo e promozione di se stessi. Non è possibile pensare, io comprendo che è molto più bello lavorare sulla musica che sulla promozione della musica, ma oggi come oggi non è che c'è più la casa discografica o l'editore che ti dice guarda ci penso io, tu fai il tuo lavoro da musicista, il resto non esiste più, e quindi o noi ci mettiamo a fare quel lavoro lì o poi non ci lamentiamo, nel senso, perché i risultati poi si vedono. Ma cioè, infatti io su questa cosa qua, prima che giustamente Kristian dica la sua, perché ha fatto un sondaggio e un questionario, devo dire, incredibile, che mancava e finalmente c'è. Anzi, prima che ce lo dimentichiamo, dopo questa puntata, poi tutto questo sondaggio fatto, questo questionario fatto da Kristian finirà su Colonne Sonore, col suo permesso lo ringrazio, con tutti ovviamente i grafici a contorno. Ma detto questo, a me la cosa che fa morire che se un compositore giovane o veterano, che magari il veterano non gliene frega niente di stare sui social e vendersi, e vabbè, e quello ci può anche stare, tanto ormai la sua carriera se l'è fatta, continua a farsela e va bene. Ma quelli giovani o anche meno giovani, cioè diciamo tra i 30, tra i 20 e i 50 anni, perché siamo ancora giovani a 50 anni e bello ampiamente superati. Ce lo diciamo però da solo, Massimo, mi comporto questa cosa. Va bene così, va bene così. Superati, ma va bene. Sei però giovanissimo. Faccio un esempio che secondo me è esemplificativo. Se tu fai il compositore, vuoi venderti, perché ormai oggi come oggi dove ti vendi? Ti vendi tramite i social, ti vendi tramite il sito ufficiale. Ma se tu come profilo, invece di mettere te che fai il compositore con il tuo strumento di direzione, metti te in montagna che stai sciando, il primo che passa dal tuo profilo dice guarda, quello è uno sciatore o è uno che va in montagna tutti i giorni, e quindi bypassa totalmente e non si renderà mai conto che quello invece è un compositore che scrive magari bene. Sì, ma nessuno mi fa fare esperienza, come faccio a farmi conoscere? Attraverso i social. Il vostro portfolio, il vostro nuovo biglietto da visita è i social. Imparate. Massimo, io in questo dissento un attimo. Ti dico per esperienza personale, vabbè, prima diciamo il dato, meno di 5 ore a settimana la maggior parte, quindi dai 5 a 10 ore a settimana, quindi vuol dire che meno di un'ora al giorno la dedico alla promozione in generale. Quando io parlo di promozioni, in realtà io non intendo granché social, perché se io vi devo dire la verità, io non ho avuto un singolo lavoro o un singolo contatto che si è sviluppato nemmeno in un potenziale lavoro tramite i social, tramite Facebook, tramite Instagram, anche tramite LinkedIn, tutto sommato, TikTok non ne parliamo e via di seguito. Allora, io la maggior parte dei contatti promozionali che ho avuto li ho avuti tramite mail, perché rendiamoci conto che i registi, le produzioni sono gente impegnata, no? Cioè c'hanno da fare, no? Diciamolo così com'è. Non è che hanno tutto questo tempo di stare su Facebook o su Instagram, e quando stanno su Facebook o su Instagram io dico sempre, vogliono vedere i gattini che fanno i ruttini, non vogliono vedere i compositori, perché quello è il momento in cui stacco, no? Non voglio cercare lavoro. Quindi quando io parlo di promozione, io soprattutto intendo proprio andare a cercare il regista,
mandargli una mail. Ho visto un film che mi è piaciuto ultimamente, a meno che non è Spielberg, dico andiamo a vedere chi è sto regista, andiamo a informare, vediamo che filmografia ha. Oh, caspita, questo film è bello, fammi mandare un po' una mail a sto regista, sai che mi è piaciuto tanto il tuo film, sai che io faccio il compositore e mi piacerebbe un giorno collaborare con te, ascoltati questa cosa qua. Quindi io sposterei il discorso sul promozione personale proprio veicolare, poi che uno lo faccia tramite i social o tramite altre cose è discutibile. È vero che secondo me i social funzionano poco, potrebbe funzionare magari Instagram, perché la nuova generazione di registi e produttori utilizza Instagram come messaggistica. Però non è tanto il discorso metto la foto. Certo, se io ho tutto il mio Instagram delle foto del cane, bellissimo, che però è solo quello, non è che do una bella impressione, quello sì. Però tra qua e dire stare a fare 5 ore a settimana su Facebook perché forse prendo lavoro, questo io lo escludo. No, ma è una però, cosa molto Kristian, io sono d'accordo con Kristian. Infatti quando si parla di promozione non si parla solo la fetta della promozione nei canali social, non è che una parte. Per promozione si intende comunicazione integrata, sì, promozione di se stessi attraverso PR, il sito, insomma. presenza per promozione non si intende, ripeto, è sbagliato intendere solo social, se no sembra che qui uno dice vuol dire un po' tutto. Ecco, questo tipo come posso dire, di lavoro viene scarsamente considerato dai compositori, ma in generale anche dai musicisti, perché, ripeto, tradizionalmente un tempo c'era chi lo faceva per i musicisti, ma non parlo necessariamente dei compositori, anche per gli artisti. Io facevo parte, io grazie a Dio sono classe anni 60, quindi ho vissuto la crisi dell'industria discografica, ma me lo ricordo. A quell'epoca chi era artista non si occupava assolutamente di nulla, ti facevano tutto loro, tu dovevi semplicemente e solo fare il tuo mestiere. È da un pezzo che è crollata l'industria discografica, c'è solo per il mainstream, quello pesante. Non si parla certo del compositore di colonne sonore che deve fare quel tipo di lavoro da solo. Io adesso faccio vedere un altro. Salve a tutti, sono un compositore non professionista, ho mandato centinaia di demo, ma il 98% delle persone mi ha semplicemente ignorato. È estremamente frustrante, ne approfitto per ringraziare Kristian per il mio recente premio Gargioni, esperienza bellissima che porterò sempre con me. E questo credo, immagino sia un ragazzo che... Comunque, sì, scusa, non abbiamo risposto alla domanda di prima. Dicevo, mi sembra, se non ho esperienza, come faccio? La componente riguarda molto, molto la fortuna. Questa bisogna dircelo, insomma, bisogna essere molto, 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 molto fortunati. Io lo dico in continuazione, dico anche neanche a me rispondono nel 98,8% dei casi. In Italia proprio non mi risponde mai nessuno, forse riceverò 3-4 risposte l'anno. All'estero capita che mi hanno risposto anche diversi produttori o registi, diversi premi Oscar, cioè quindi, ma no Oscar dei 100 anni fa, quindi gente sta in pensione, gente che ha vinto anche di recente. C'è un po' di maleducazione in Italia, questo diciamocelo. Io ogni volta che qualcuno mi manda una mail rispondo, quindi dico bisogna essere fortunati, quindi bisogna che la fortuna bussi alla nostra porta, però io dico sempre che dobbiamo costruire la porta, perché se invece alla porta c'è un muro, nessuno può venire a bussarci. Quindi mandare mail in maniera quotidiana a registi che sappiamo che sono alla nostra portata, non mandare mail a Spielberg chiaramente o all'ultimo vincitore del premio Oscar, però a persone che sono al nostro livello di carriera, potrebbe essere una cosa utile. Quindi mandiamo mail ai giovani filmmaker, cerchiamo i nomi di chi si è diplomato nella scuola di cinema l'anno scorso,
per costruire una carriera insieme. Assolutamente, sì. No, bisogna costruire dei rapporti con le scuole, ad esempio, perché molto spesso le scuole di musica sono scollegate dalle scuole di cinema. Però io dico anche un'altra cosa, che non è solo fortuna, Kristian. Io faccio due esempi storici, uno italiano e l'altro straniero. Favoloso mondo di Amélie, ok? Sì. Colonna sonora di Jan Tiersen, regia di Jeunet, se non vado errato. Jeunet ha conosciuto la musica di Tiersen perché un fonico che stava in macchina con lui ha messo il CD o la cassetta di Jan Tiersen, lui è impazzito per Jan Tiersen e Jan Tiersen ha fatto la colonna sonora. Esempio italiano, Mocadelic hanno iniziato la loro carriera perché uno dei Mocadelic, Luca Novelli, ce l'ha raccontato durante un'intervista, durante il film di un film di Salvatores, lui stava lì in qualità di microfonista, peraltro lui ancora tutt'oggi si occupa di suono, hanno mollato questo disco a Salvatores e Salvatores si è innamorato di Mocadelic, è partita la carriera dei Mocadelic, quindi voglio dire... E quindi questo si va al discorso della promozione, cioè che tu conosci, però allora avere l'umiltà anche di iniziare da un'altra parte. Non voglio fare il compositore, ma non necessariamente voglio entrare come posso dire, direttamente a fare questo lavoro, ma ne faccio uno contiguo per poter avere la possibilità di conoscere. Beh, quello è anche un altro tipo di tecnica. Nel senso, io credo fermamente nelle relazioni umane, che dal punto di vista, ma non nel senso negativo del termine, per un po' come dici te, Kristian, no? Noi ci siamo conosciuti, domani magari lavoreremo insieme proprio perché ci siamo conosciuti, lo stesso vale per me e Massimo, ho tante altre persone con cui ho il piacere di lavorare. Se non ci fosse stato questo contatto umano, di possibilità ci sarebbero state di meno. Questo è un problema che attiene alla slide di prima, ha a che fare anche con la promozione, non solo col piacere dell'esistenza, ma anche alla comunicazione. Però scusate, io vi costringo ad andare avanti. Quali sono più lungo, molto più articolato. Sì, lo so perfettamente, ecco perché possiamo dedicare poco tempo, perché voglio farle tutte queste slide. Vai. Quali sono i principali ostacoli che incontri nel tuo lavoro quotidiano come compositore? E questo è molto interessante. Ce ne parli, Kristian? Drammatico, perché se guardiamo i 3/4 sono dei problemi che vanno al di fuori del nostro contesto, diciamo, musicale. Per la serie ti puoi sforzare e scrivere la musica più bella del mondo, può essere il genio più grande del mondo, cioè nonostante i budget limitati per le produzioni non ti consentono di lavorare per bene, perché è un problema grande. La mancanza di riconoscimento o visibilità è un altro problema grande, perché molto spesso, e questo ne parliamo spesso in associazione, un festival, ti presenti, esce il film, o una prima, viene presentato, è l'attore, è il regista, è il produttore, compositore non viene quasi mai nominato, spesso non viene nemmeno invitato. Io ripeto, su questo sono fortunato perché la regista con la quale lavoro è una regista che in tutte le sue interviste parla della musica dei suoi film, quindi parla di me, quindi è un'eccezione estrema. Io quando è stata presentata Annecy, l'ultimo film che abbiamo fatto insieme, sul palco a presentare il film c'era la regista, il produttore e lei mi ha voluto, eravamo in 3, regista, produttore e compositore, una cosa che io non ho mai visto, è una cosa rarissima, in tutti gli altri casi non succede. Al Festival di Roma, mi riferiscono colleghi che lo frequentano più di me, fanno alzare alla prima, fanno alzare in piedi con tutto il pubblico, e il regista e il compositore non viene nemmeno nominato. Ma anche, che ne so, Hollywood Party, questo film che è stato scritto che è stato fatto e registrato, prodotto dove recitano, ma il compositore non viene mai nominato. Quindi se non c'è riconoscimento e visibilità per quello che facciamo, no? Ha voglia a dire vali tanto quanto l'ultimo film che hai fatto, se in pochi sanno che sei stato tu a fare quel film, perché compari magari solo sui titoli di testa e poi sei totalmente estraneo alla promozione. All'estero invece il compositore viene utilizzato come un sistema per promuovere ulteriormente il film.
sanno che si può far leva su quel fatto, insomma, no? Poi, vabbè, ci sono le tempistiche che sono lo stesso, perché in Italia si decide molto all'ultimo. Poi chi chiamiamo per la colonna sonora? Ah, tizio, no? Quindi magari hai poco tempo per lavorare anche al film e devi fare un lavoro in poco tempo. L'altro problema, c'è scarsa comunicazione con registi e produttori. Scarsa comunicazione, un linguaggio cinematografico che è comunicazione, e non c'è comunicazione tra gli attori principali. È come se su un'opera teatrale, invece di esserci un'interazione, ognuno fa il suo monologo, no? Sì, siamo teatro dell'assurdo e teatro sperimentale, se vogliamo, però un po' il teatro dell'assurdo è il nostro ambiente. Quindi i compositori hanno difficoltà a lavorare quotidianamente. Quando lavorano hanno tutte queste difficoltà. E sui budget limitati io devo sottolineare una cosa che prima è nominato buyout all'inizio, la prima slide. Diciamo ai spettatori cos'è. È quando ti si dice: guarda, io ti do 10.000 euro, però 10.000 euro non sono solo i soldi che ti do perché tu scriva la colonna sonora. Con quelle 10.000 euro tu poi mi devi consegnare la colonna sonora fatta. Vuol dire che devi occuparti di registrazione, pagare i musicisti, mix, mastering, eventualmente anche stampate CD e fare la promozione, no? Quindi capite che se 10.000 euro mi arrivano, mi è capitato di fare dei film dove devo occuparmi di tutto, 10.000 euro, devi farci tutto, devi pagarci pure il musicista, devi registrare e mi devi consegnare tutto, ci devi pagare pure le tasse. In quel caso non ti rimane veramente niente. E in tutto questo poi c'è magari il regista e il produttore che ti dice: sì, qua, ok, mi devi fare una colonna, qua ci vuole un'orchestra enorme, ma vera però, no? Che mi utilizzi il campionatore, i sample, no? E quindi veramente siamo nel teatro dell'assurdo. In sostanza il musicista diventa produttore esecutivo della colonna sonora, perché Esatto, questo esatto. è. Quindi, però lì dipende dalla malizia del compositore, che a un certo punto deve trattare un budget congruo per poter fare sia una cosa che un'altra. Lo so che lì c'è conosco tanti colleghi che non nomino, anche importanti, che scrivono molto bene, che si sono pagati da solo e sono andati ci hanno rimesso. Dice: però ho fatto uscire una colonna sonora bellissima. Ho capito, ma hai lavorato gratis, anzi ci hai messo i soldi tuoi perché qualcuno ha dovuto pagare in più per le registrazioni. Volevo aggiungere una cosa prima di passare all'altro, poi ti passo la palla a te, Massimo. A proposito tu parlavi prima di promozione, il compositore non viene nominato, eccetera, eccetera. Voglio ricordare, quando fino a qualche tempo fa lavoravo molto spesso per Medusa, andavo a tutte le conferenze stampa dove si promuovevano i film. Io, Massimo, se a quelle conferenze stampa ci fosse stato, ti renderesti conto, uno, del livello delle domande che vengono fatte agli autori che ci sono. Per lo più si parla di gossip, qualche rara volta si parla di film. La musica, si fanno delle domande talmente assurde, demenziali e senza senso, e spesso sulle canzoni. Di repertorio, poi, e spesso sulla musica, ma sulle canzoni. Sulla musica, ma di repertorio. Ma attenzione, io ho avuto la fortuna una volta anche di fare un lavoro con Daniele Silvestri, che quindi è pure un nome, insomma, ma gli hanno fatto anche lui delle domande che non si potevano sentire. Quindi questo va a che fare con il lavoro di Massimo. Cioè, se la critica musicale non esiste più, perché non esiste più? Perché non ci sono più le testate, perché le testate vanno avanti per volontariato e via discorrendo. Ed è evidente che alle conferenze stampa cioè alla fine i contenuti sono piuttosto bassi, e quindi chi vai a chiedere? Vai a fare la domanda all'attore, rimani alla superficie. Quindi c'è anche quel tipo di problematica lì, perché nel senso i bassi budget non sono solo nell'ambito della produzione musicale, ma anche di tutto quello che c'è intorno. Ripeto, se vogliamo andiamo a vedere 20-30 anni fa le riviste che c'erano, che avevano a che fare con la musica, con il cinema, e quante ne sono rimaste. Io propongo a Marco Testoni, il mio socio, e anche a Kristian, di fare un altro live
di un'ora solo sulla questione, ma lo potrei fare anche da solo io, con interventi, perché allora io non compro, lo dico già, stasera sono tipo Funari o Mochini, faccio il contestatore perché ne ho i coglioni pieni, scusatemi, ma ogni tanto va detto, perché io non compro più riviste di cinema perché le leggo e rimango veramente basito. Sulla musica c'è una banalità sconcertante. Alle conferenze stampa, ha ragione Marco, ho sentito delle amenità che veramente... Una volta c'era Carlo Crivelli presente a un film di Ficarra e Picone e io chiesi, l'unica domanda decente, ma non perché l'ho fatta io, chiesi, ma perché avete scelto un compositore colto come Carlo Crivelli per scrivere le musiche dei vostri film? E rispose sia Carlo che Ficarra e Picone in maniera intelligentissima. Che bello! E infatti Ficarra mi disse, l'unica domanda decente di oggi, ma perché? Ma perché per forza c'hai un compositore come Crivelli e gli puoi chiedere, come una volta chiesero a Morricone, a lei piace volare e se vola cosa mangia? Ma io ti manderei a lavorare in miniera se hai fatto questa domanda. Quindi scusate, ma oggi non ci sono più critici decenti, ma neanche a pagarli oro. Non comprate più riviste e Chuck in primis, che diventa una roba che è veramente oscena, e lo dico, poi Best Movie lasciamo stare e poi tante altre. Io non ne compro più perché non c'è. Piuttosto andatevi a leggere riviste online che scrivono 100 volte meglio perché ancora c'è passionalità e conoscenza, ma non comprate più riviste cartacee, vi prego, di cinema, perché sono veramente indecenti. Scusate, ma spesso una lancia velocissima. Io ho letto qualche bella intervista, qualche bell'articolo ultimamente su Rolling Stones, non mi ricordo come si chiama l'autore, che saluto perché poi gli ho mandato anche i miei complimenti su Instagram, insomma. Però su sono Rolling Stones riviste di musica, sono riviste di lo so, musica. però non è scontato, non è Non è scontato. scontato neanche lì, perché, ma io ne conosco bravi giornalisti critici che scrivono per riviste di musica anche blasonate, ma meno con intelligenza e con acume. Purtroppo non c'è più. Scusate, ma qui ci sarebbe da fare un discorso veramente lunghissimo, non è questo il momento. Però torno a ribadire sulla questione di poc'anzi che si dovrebbe insegnare nelle scuole di cinema e anche nelle accademie di cinema, fare i corsi ai registi, ai produttori e ai montatori su che cosa vuol dire la musica e sul rispetto per i compositori. Punto. Parte da lì. A proposito, Massimo, forse questo è il momento di parlare di quello che sei stato ospite un paio di giorni fa a Firenze, no? Se non vado errato, per un'iniziativa molto importante. Se ce ne vuoi parlare, perché poi alla fine parliamo pure di cose magari belle che possono capitare. No, mi scusino i nostri ascoltatori per la parolaccia, però quando ci vuole. Ma ho fatto questo intervento alla fiera di Dacta Italia, convegno nazionale di tutte le scuole primarie e anche secondarie, scusatemi, dove ho aperto la sezione arte e sperimentazione con una conferenza, un incontro, una chiacchierata sul valore della musica applicata all'immagine nell'emozionalità e nei sensi umani, soprattutto per farla comprendere più facilmente, senza tecnicismi, agli insegnanti, da poi trasporre agli allievi. E devo dire che c'è stato un gran riscontro, c'erano anche persone di un certo rilievo, anche da parte di musicisti e compositori, però tutti gli insegnanti mi hanno detto che la cosa importante è trasmettere l'emozionalità dell'aspetto musicale, la parte sensoriale. Poi sui tecnicismi, su come si scrive la musica, su come la si suona, quello va benissimo. Però ricordiamoci che la musica, che è l'unica arte invisibile, deve essere raccontata emozionalmente e sensorialmente, se no è inutile parlarne. Questo principalmente. Chioso questa cosa da insegnante. Io consiglio a tutti i colleghi, perché poi da tutta questa indagine cosa viene fuori, come facciamo, cosa facciamo, come risolviamo. Io già anticipo questa cosa qua. Tutti i colleghi che stanno ascoltando adesso o ascolteranno poi la registrazione, una volta all'anno entrate in una scuola, fatevi invitare dal preside, eccetera, parlate del vostro lavoro, perché dobbiamo educare il pubblico del futuro, perché altrimenti non se ne esce, perché si sta perdendo il piacere del bello. Dobbiamo educare al bello. Punto. Ma soprattutto dobbiamo educare a ritornare ad ascoltare, alla capacità di ascoltare. La musica si ascolta in silenzio
e perfino al buio, osatemi dire, ad occhi chiusi, perché se non dobbiamo essere distratti da tutto quello che abbiamo, che sarebbe anche questo in primis, che è il male assoluto, sappiatelo, per me da sempre, per me è il male assoluto e sta peggiorando sempre di più, ma dobbiamo imparare proprio ad ascoltare la musica. Cioè, se la musica la vogliamo capire e vivere, dobbiamo ascoltarla, è inutile parlarci sopra o comunque essere distratti da tutto quello che c'è intorno, perché è inutile, è totalmente inutile. E questo allora andiamo avanti con quest'altro slide. Faccio solo una piccola chiosa, l'ho scritto su un post oggi. Secondo Spotify il tempo medio che un ascoltatore dedica davanti a un brano è 18 secondi. Cioè lo spettatore medio è questo quanto sta di fronte a con le sue cuffie davanti a un brano. Questo è pauroso, ragazzi, nel senso, questi sono dati ufficiali e che ovviamente noi che viviamo nella nostra bolla di amanti della musica, compositori o quello che sia, probabilmente ci risulta assurdo, ma questo è quello che è. Andiamo avanti. Come va? Li ascolto solo io perché durano troppo. Quindi, esatto, il prog proprio non... Allora, come valuti il futuro del tuo lavoro come compositore di musica da film in Italia? Tragico, perché il 58,7 è grossa, è una... Ragazzi, facciamo un attimo mente locale, sia i giovani, sia i compositori che sono già, che hanno una carriera grossa. Il 58,7 dice il mio lavoro è incerto, io non ho certezze sul mio lavoro. È chiaro, il compositore, il musicista per sua definizione, ma il compositore ancora di più, è un libero professionista, no? È ovvio che viviamo nell'incertezza e l'incertezza ci dà anche un po' di pepe, no? Ci dà anche un certo stimolo, ci fa coltivare una certa resilienza. Ci sono tante cose positive nell'incertezza, però uno che ti dice vedo il mio futuro incerto, non penso che questa incertezza la vede dal punto di vista positivo come la sto declinando adesso io. Dice io non sono certo se fra un anno continuerò a fare questo lavoro, ma è ovvio, in base ai budget che abbiamo visto, quando uno guadagna 5-10 mila euro l'anno e ci deve pagare le tasse, è ovvio che è incerto. Io temo, Kristian, che questo tipo di domanda, se lo vai a fare a qualsiasi altra figura professionale, più o meno le risposte sono queste. Non credo sia un problema solo del compositore di musica da film in Italia nel 2025. Penso che anche altre categorie professionali che hanno a che fare con lo spettacolo, o magari anche più o meno... Anche qualsiasi libero professionista. Questo è un dramma comune della nostra società e dobbiamo farci... purtroppo non dico l'abitudine, però dobbiamo prenderlo in considerazione. Io però mi sento incoraggiare i musicisti, i giovani musicisti soprattutto, nel dire guardate che facendo i musicisti avete una marcia in più in confronto a tutti gli altri tipi di lavoratori, perché siete abituati al cambiamento, siete abituati all'incertezza, siete abituati alla resilienza. Un mio insegnante in conservatorio mi disse guarda, tu stai tranquillo perché nell'incertezza della vita lavorativa da musicista, il lavoro, in qualche tipo di lavoro non ti mancherà mai. Io sono uno di quelli che fino al 2009 era convinto che avrebbe fatto tutta la vita il musicista jazz in giro per locali e festival. Quello era il mio obiettivo, quindi io ho iniziato dopo a fare il compositore di colonne sonore come lavoro principale, diciamo, musicale. Quindi sì, l'incertezza, però siamo abituati all'incertezza e questo ci dà sicuramente una marcia in più. Comunque anche gli altri, guardate, il 17,3 dice proprio negativo, cioè negativo. Negativo, cioè, abbastanza positivo, una persona su 4. E poi molto molto positivo non si vede, ma vi assicuro che c'è una striscia blu piccolissima sullo schermo, però molto positivo è qualcuno che è un inguaribile ottimista, che gli auguro di essere sempre così, nonostante tutto, però è un quadro che non solo ti dà la realtà dei fatti, ma ti dà la prospettiva, perché ragionare in prospettiva è sempre una cosa fondamentale per un artista. Non basta dire adesso lavoro, ho fatto la serie, ho fatto la cosa, è arrivata anche un parecchia SIAE, ma in prospettiva, come ti vedi, mi vedo malissimo. Quindi non è un dato confortante, però mal comune mezzo gaudio, ci siamo dentro tutti. Sì, ma perché guarda, in realtà
chi fa arte oggi e chi lavora nell'arte è veramente, in questo paese, lo dico proprio, lo sottoscrivo, in questo paese è trattato di male di più. Quindi, però si deve avere tenacia e perseveranza e passione, per forza. Io dico Massimo, che il consiglio che do ai giovani è diventare vampiri, perché se uno diventa un vampiro, diventa immortale, sulla distanza prima o poi succederà qualcosa di bellissimo. Quindi il consiglio è fate molta ginnastica, ragazzi, guardo un attimo la telecamera, fate ginnastica, mangiate bene, vivete il più a lungo possibile, perché più a lungo si vive più possibilità avrete. Quanto ti Allora, ho saltato qualche slide per caso? No, non credo. Guarda, non ricordo l'ordine. Credo però sia questa, qui. Quanto ti senti supportato dalla comunità cinematografica italiana? Molto supportato non c'è, non neanche esiste, abbastanza supportato il 7,7% e dopo tutto il resto, tra poco supportato e per niente supportato, andiamo quasi sul 90%, anzi lo superiamo il 90%. Quindi diciamo anche qui questo dato non è che inclini all'ottimismo, ma diciamo così non c'è molta collaborazione o molta solidarietà, forse lo leggo così, assolutamente. Innanzitutto io dico, l'ho analizzata così, conoscendo anche un po' il dato estero delle varie accademie, quella europea, l'Academy anche americana, eccetera, eccetera. In Italia io penso che non abbiamo una comunità cinematografica, abbiamo dei circoletti, dei clubbucci, gli insiemi di compagnucci, permettetemi tutti questi termini che sminuiscono, ma non c'è una comunità, ognuno è chiuso nei propri interessi, nella propria tribù limitatissima di conoscenze, insomma. E non c'è intenzione di aiutarsi di base. Fortunatamente la CMF, ad esempio, è una comunità che è nata da poco, perché è relativamente giovane, ma prima non c'era nemmeno quella. Un discorso del genere 10 anni fa era impossibile fare, perché chi andava a chiamare, con chi ti confrontavi, se conoscevi, se avevi la fortuna di conoscere un compositore che abitava nel paese vicino casa, insomma. E quindi non c'è una comunità in Italia, e se c'è non ti supporta, un po' perché i compositori stanno un po' sulle balle, permettetemi il termine, a diversi tipi di maestranze. Un po' di gelosia da parte dei registi penso ci sia, come diceva Morricone, non lo dico io, utilizzo parole del maestro, e quindi di conseguenza non c'è supporto. Vai Massimo. No, scusa, proprio come si dice, una postilla. Io ho l'80% dei miei allievi che ho avuto la fortuna di avere nei miei vari corsi, sia in webinar che dal vivo, in conservatori e accademie, lavorano tutti all'estero, nessuno in Italia, perché qui proprio, e si torna a quello che ha detto prima Kristian, che sottoscrivo, qui c'è una profonda maleducazione, non ti risponde nessuno, anche se tu ti proponi in maniera educata, perché dico, bisogna essere tempestivi, bisogna essere martellanti, ma sempre educatamente. Ma io il 95, non esageriamo, l'85% dei miei allievi lavorano tutti all'estero, in Italia nessuno, perché siamo un paese di maleducati. Puoi andare, amico mio. Voglio invece ritornare un po' sul discorso di Kristian legato all'esperienza ACMF, Associazione Compositori Musica per Film, che voglio di nuovo lodare questo tipo di lavoro, questo tipo di iniziativa che non è stata assolutamente facile, secondo me, da mettere su, anche perché prima dei vari parlo di Pipio perché è il presidente, ma diciamo tutto il resto del consiglio, ecco, i compositori in Italia erano piuttosto litigiosi tra di loro, non collaboravano. Invece si è riuscita a mandare avanti questo tipo di esperienza, e la ritengo un'esperienza fondamentale, e probabilmente è da questo tipo di associazionismo che può uscire fuori qualche cosa di buono, e soprattutto in termini di rispetto di questo tipo di figura professionale e quant'altro.
cosa che si parte però da un gap molto importante, cioè altre categorie sono riuscite a fare molto di più rispetto a quello che è riuscito a fare anche perché sono state storicamente più unite probabilmente altre categorie. Esattamente. Noi siamo in un ambito che è molto mors tua vita mea. Se noi, lo dico ai giovani, se noi guardiamo quanti compositori professionisti ci sono in Italia e quanti film escono l'anno in Italia, ci rendiamo conto che l'ambito sul quale muoversi, come dice Massimo, deve andare un po' verso l'estero, perché non c'è lavoro per tutti comunque. Questa è una cosa che sì, ma questo tipo di concorrenza, Kristian, c'è anche tra sceneggiatori, c'è anche tra montatori, cioè nel senso non esiste solo nell'ambito compositivo. Io credo che ci sia un ritardo nella consapevolezza del proprio ruolo professionale, sì, e grazie all'ACMF probabilmente qualche cosa c'è stata un'inversione di tendenza. Questo è molto, molto buono. Andiamo qui su questa slide, che però è quasi un ritorno alle problematiche di cui abbiamo parlato prima, cioè qual è il principale strumento che utilizzi per promuoverti. Vediamo che la maggior parte sono i social. Dopodiché vedo l'arancione network di contatti, e qui ritorniamo al discorso appunto che faceva prima Kristian, e poi a scendere sito web personale e partecipazione a eventi e festival. Ecco, io direi un consiglio che penso di poter dare ai ragazzi, ecco, che questo tipo di diagramma dovrebbe essere un quarto per ogni fetta, cioè nel senso bisognerebbe, come posso dire, la parte che noi dedichiamo ai social, al sito web personale, al network di contatti e alla partecipazione a eventi festival, dovrebbe essere proprio facente parte del nostro lavoro di promozione. Poi ovviamente c'è chi sarà più portato a una fetta piuttosto che un'altra, però secondo me andrebbero tutti quanti lavorati questi quattro. Questi quattro vuole neanche tanto. Io ti chiedo, ti aggiungo questa cosa. Io metterei come parte preponderante la partecipazione a eventi e festival, ma non perché se va a un evento poi dai il link a un regista che incontri, però perché molti compositori si ritengono più musicisti che altro. Io mi ritengo invece una persona di cinema, che è una cosa diversa. Quindi se noi come musicisti ci circondiamo e frequentiamo quasi esclusivamente musicisti, poi è ovvio che non abbiamo opportunità. Noi dovremmo circondarci, come persone che lavorano nell'ambito cinematografico, dobbiamo circondarci di persone di cinema, di sceneggiatori, di montatori, di registi, ma anche gente che lavora nelle scuole. Quindi frequentare festival, occasioni dove si conoscono anche il nome di un nuovo regista è importantissimo, perché vuol dire che fai parte dell'ambiente. Allora, veniamo a un altro ritardo gravissimo, incredibile, di cui io, guarda, non me ne faccio una ragione di questo proprio. Allora, come ti identifichi in termini di genere? Che non è semplicemente, non è una domanda relativa all'orientamento sessuale, ma è una domanda proprio che va quasi quasi maliziosamente, Kristian, a indicare un dato, che il 90% delle persone che si occupano di composizione di musica per cinema, serie TV, è uomo. E questa cosa io, ripeto, non me ne faccio una ragione, nel senso, questo ritardo, cerchiamo di capire, Kristian, quali sono le ragioni magari storiche di questo ritardo, perché è stravagante proprio. Perché? Io ti do una risposta da insegnante di musica. Io ho la maggior parte dei miei allievi che iniziano o proseguono gli studi musicali. Io insegno alle medie, quindi ho una statistica molto di base. Sono ragazzi, più o meno chi continua a suonare uno strumento è in quelle percentuali. Però se io vado a vedere anche i libri di musica, che io tendo a non utilizzare anche per questo motivo, si parla mai di compositrici? Risposta: no. Ve lo dico proprio chiaramente. Non si parla della sorella di Mozart, non si parla di tutte le grandi compositrici che ci sono state nella storia della musica. Quando si parla solo quando si arriva alle cantanti, perché la musicista è solo la cantante, no? Non è permesso, perché storicamente è anche vero che c'è stato questo
indirizzare la donna alla cura della casa e della famiglia da sempre, ma questa è un input che noi, se non diamo anche a scuola, è una cosa sbagliatissima. Quindi torneremo a riproporre quell'idea patriarcale della famiglia e dell'idea di lavoro, che è una cosa sbagliata. Quindi compositrice, quella percentuale del 10%, io dico, dovete fare un lavoro nostro malgrado maggiore, ovvero, ad esempio, entrate nelle scuole. Ma che ispirazione è per una ragazzina che ha 10, 11, 12 anni, che si presenta una delle tante nostre compositrici bravissime che abbiamo in associazione, che scrivono in maniera incredibile, mi permetto di dire anche in una maniera con uno sguardo diverso, perché uno sguardo è diverso, che a me piace anche molto. Che ispirazione può essere per una bambina vedere una compositrice che entra in classe e dice: oh, la musica di questo film l'ho scritta io, guardate come ho fatto questa cosa, è una cosa fighissima. Quindi ripeto, dobbiamo tutti in qualche modo cercare di interrompere uno stereotipo che viene tramandato in maniera incredibile, ma proprio a partire dai libri di testo. Io l'unico libro di testo che ho trovato per le scuole medie che parlava di compositrice era uno dove in redazione c'era Beatrice Venezzi, che se ne dica, insomma, sta facendo comunque diverse cose per la divulgazione, però aveva un grandissimo errore questo libro. Parlava di Mozart, parlava di Mahler, e poi c'era una pagina rosa con scritto "e poi c'è anche". Sì, quello è tremendo. Io voglio ricordare un po' di pubblicazioni che sono state fatte, di cui noi abbiamo parlato a proposito delle donne. Per cominciare, Le invisibili signore della musica di Anna Rollando, il titolo già dice tutto. Si parla appunto di una serie di compositrici storiche, Isabella Leonardo e tante altre, insomma, che hanno avuto a che fare appunto con la composizione, e si parla anche delle ragioni per cui molto spesso non hanno avuto il successo, ma forse il termine successo è sbagliato, proprio la conoscenza, anche la possibilità. Voglio ricordare, non per fare pubblicità al mio libro, che è un capitolo dedicato proprio alle donne compositrici, sono coloro che hanno inventato la musica elettronica, e li nomino tutti: Delia Derbyshire, Bebe, Daphne Oram, Wendy Carlos. Queste sono 4 donne che, nel momento in cui l'elettronica non veniva studiata dagli uomini perché veniva considerata una, diciamo così, un'arte minore, effettistica e basta, loro hanno sdoganato questo mondo. Questo capitava a cavallo della guerra. Quindi stiamo parlando di donne importantissime che però molto spesso non hanno firmato i loro lavori. E anche lì è un'altra cosa che è pazzesca. Marco, c'è anche un bellissimo libro che te lo consiglio, Kristian, che dovrebbe essere adottato per le scuole, che è il libro di Adriano Bassi sulle compositrici della storia della musica. Quindi la Schumann, ovviamente, vabbè, ce ne sono tantissime, la Gubaidolina e tanti altri, non solo quelle ovviamente legate all'ambito della musica per immagini. Però io qui faccio un però gigantesco, perché molte volte la colpa è dei compositori e delle compositrici, perché essendo un mestiere in solitaria si dimenticano di dover invece divulgarlo, di andare in giro e mostrarsi e presentarsi, come tu hai ben detto, Kristian. Quindi io invito soprattutto le compositrici: andate nelle scuole, ma andate nei conservatori, andate nelle accademie e fatevi conoscere e divulgate quello che voi fate come mestiere. Non rimanete chiuse nel vostro orticello a pensare solo di scrivere, perché non è più quel tempo lì. Attenzione, Marco, ti chiedo di farmi questa domanda, ma voi compositori uomini, cosa potete fare per aiutare le compositrici donne? Fammi questa domanda. Vai. Senti, Kristian, mi viene in mente di chiederti, ma voi compositori uomini, cosa potete fare per in qualche modo stimolare o aiutare questa crescita, almeno numerica, delle compositrici donne? Sono stato Marco, bravo? io ti ringrazio per la domanda, che è molto interessante. Io penso che se facciamo diversi film l'anno, segnalare la produzione e dire: guarda, io questo film vorrei farla con una mia collega compositrice, sarebbe una cosa
importantissima e fondamentale, perché è innegabile che, anche se si lavora tutti poco, perché il lavoro, abbiamo visto, ci sono difficoltà per tutti, però se quel poco lo spezzettiamo un altro pochino, io penso che non è un problema enorme, e facciamo qualcosa di incredibilmente utile. Quindi se noi rinunciamo un poco del nostro e chiamiamo delle compositrici, ma non a fare le assistenti, perché ci sono molte compositrici che lavorano come assistenti, fanno musica addizionale, che cofirmano con noi una colonna sonora. Io, colonne sonore cofirmate da 2 compositori, un uomo e una donna, non lo so, fate una ricerca, ma ce ne sono pochissimi. No, ce l'ho, eccolo qui, ce l'ho, questo signore qui che ci ha salutato. Lo so, perché scrivono bene, ma è una ricordiamolo, cosa Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni, che sono 2 amici e una coppia, appunto, di compositori. Sono un'eccezione. Io dico, io parlo non di coppie fisse che hanno una carriera che va in quella direzione perché poi hanno sviluppato un certo modo di lavorare, ma io dico proprio, cerchiamo di tirar dentro più compositrici possibili nei nostri lavori, che magari ci capita di prendere. Sarebbe una cosa fantastica. Certo, invece andiamo su quest'altra slide, che io non ho capito perché l'hai fatta questa domanda. Mi spieghi il perché? Perché se parliamo di minoranze, perché comunque si parla di una minoranza di compositrici, all'estero c'è un'attenzione molto maggiore per quelle che sono le minoranze dovute a delle disabilità, che siano visibili, quindi una disabilità fisica, un compositore che possa essere ipovedente, un compositore che non ha la stessa mobilità di altri, o disabilità non visibili come quelle mentali, e ce ne sono tantissime. Pensiamo anche a tutte le neurodivergenze, per dirne proprio una. Pensiamo a quanti compositori nella storia, non della musica per film, ma nella storia dell'umanità, quanti compositori hanno avuto una disabilità mentale, una malattia mentale al quale hanno dovuto far fronte. Guardate che siamo quasi in maggioranza che hanno avuto problemi del genere. In questo caso ho voluto indagare per vedere se ci fosse una qualche tipo di incidenza. Però attenzione, perché non ci sono molti dati? Forse perché persone che hanno una disabilità proprio non sono riusciti a avvicinarsi alla professione, perché, ripeto, questa indagine è stata fatta tra compositori professionisti, quindi molti non ci sono arrivati a fare quella professione, quindi avrebbero voluto, ma a causa della loro disabilità non sono riusciti a raggiungere quell'obiettivo, e questa cosa non lo sappiamo. Comunque c'è una percentuale minima che manifesta e indica che c'è un qualche tipo di disabilità, scusate. E oltretutto è un check che andrebbe fatto nel corso degli anni, perché magari un disagio anche mentale può non esserci adesso, ma può venire fuori in un secondo momento della nostra carriera per i motivi più validi, insomma. Allora vorrei andare a questa slide, che invece è un raggio di luce, un raggio di speranza, io direi, perché si parla in che modo il tuo lavoro come compositore influisce sul tuo benessere mentale. Allora, diciamo che la stragrande maggioranza si attesta tra il positivamente mi dà soddisfazione e motivazione, positivamente, ma a volte può essere stressante. Comunque diciamo che la stragrande maggioranza, si va circa a quasi il 50, quasi il 90%, sì. Dice, afferma che agisce in maniera positiva al suo benessere mentale. E questo è un po' strano, caro Kristian, rispetto a tutto quello che ci siamo detti, e forse io la mia valutazione che do è invece che se da una parte è strano, mi viene da pensare, dall'altra parte è proprio questo il problema, cioè che vengono spesso accettate delle condizioni lavorative assurde per questo motivo qui, perché poi alla fine il 90% dice ci piace. Quindi e questa cosa è un'arma a doppio taglio, signori, perché poi è quella cosa per cui io vedo dei ragazzi che vanno a suonare nei locali gratis prendendo
30-40 euro, vedo della gente veramente fare di tutto e di più perché è una cosa che ti piace fare. Però, signori miei, forse parlare di professionismo vuol dire cercare di scindere queste due cose, cioè il piacere è una cosa e il piacere può averlo anche il falegname, magari anche l'idraulico, magari non lo so, qualsiasi anche lavori, i lavori più diciamo così, non dico più umili, diversi, però il concetto di professionismo deve seguire comunque un altro tipo di percorso. Ecco. Va Cosa anche ne detto, pensi? va anche detto che questa domanda potrebbe essere stata fraintesa, perché il tuo lavoro come compositore influisce nel tuo benessere mentale, ovvero se io penso al mio lavoro di compositore quando scrivo, quando sono con la matita in mano e vergo il foglio, il pentagramma con le mie bellissime note, o quando sto producendo il brano sulla mia workstation e quando sono creativo, chiaro, io ho il mio orologio che mi dice i battiti cardiaci, che mi dice il livello di stress. Io quando lavoro, quando faccio quella cosa, ho il momento di benessere più totale, perché quando si crea si vive nel benessere. Però attenzione, e lo dico per tutti i colleghi, il lavoro non è solo scrivere musica, il lavoro è tutto, è interfacciarsi con i registi, è fare promozione, è discutere, è non avere mail che vengono risposte. Quindi io non ho scritto scrivere musica, come scrivere musica influisce sul tuo benessere. Io ho detto come il lavoro del compositore nella sua globalità. E forse io temo che ci sia stato un ottimismo che ha fatto fraintendere quella domanda. Quindi metterei quella tara io, sinceramente. Io invece penso che questo dato sia reale, cioè sia veramente così. Il lavoro del musicista, il lavoro del compositore, il lavoro in ambito musicale è un bel lavoro fondamentalmente, e quindi alla fine prevale quel tipo di gusto lì. Andiamo su quest'ultima domanda, che per me questa è un'altra importantissima. È la batosta finale. Devi integrare, per me, devi integrare il tuo reddito come compositore con altri lavori? Allora, no, il lavoro del compositore è la mia unica fonte di reddito, diciamo si attesta al 28%, il grosso 61,5 si dice sì con lavori legati alla musica, esempio insegnamento, arrangiamenti, produzione, e invece il 10%, che in fondo non è tantissimo, sì con lavori in settori non artistici. Allora, dico la mia, poi dite voi la vostra. Cioè, secondo me nel 2025 non sta scritto da nessuna parte che chi vuole fare il compositore debba necessariamente lavorare solo nell'ambito della composizione. Nella scrittura, nella letteratura ci sono stati numerosissimi esempi di grandissimi scrittori che hanno fatto anche il bibliotecario, per dire, quindi sempre inerenti al lavoro della scrittura, ma in un altro settore. Oggi può essere, ad esempio, nell'ambito che sono copyright e via discorrendo. Quindi, secondo me, come dire, non è da prendere come dato negativo che uno non può fare al 100% integralmente il compositore. Secondo me, semmai, l'importante è fare qualche cosa di sempre attinente alla musica, forse, ma mi sembra che il grosso, appunto, segnato in rosso, fa appunto questo: insegnamento, arrangiamenti, produzione. Come la vedete voi? Lo vedete come un risultato negativo questo? Lo leggete allora, come un risultato negativo? Se io parto dal punto di vista della storia della musica, poi ripeto, io ho fatto prima l'insegnante prima di fare il compositore, non mi risultano compositori noti che non abbiano fatto anche gli insegnanti, a partire da Mozart, da Beethoven, da Haydn, chiunque veramente, Stockhausen, chiunque veramente ha lavorato anche come insegnante. Quindi il dato ci dice che fa parte del mestiere di musicista dedicarsi anche a coltivare le nuove leve, o più banalmente a condividere la propria conoscenza con altri esseri umani, che è la cosa più bella, penso, che
che esista al mondo. È vero però che il lavoro di compositore è anche un lavoro molto che ti richiede molta concentrazione, ti richiede anche molta dedizione. Quindi, anche se è una realtà, essere distratti da altri lavori potrebbe essere frustrante. Sapete quante volte mi è capitato a me come insegnante, sì, ripeto, entrare in classe è una boccata di ossigeno da tanti punti di vista, però porca miseria, questa mattina c'ho in testa quella cosa che devo scriverla, devi trattenere quello stimolo che fa male non trattenete stimoli, giovani compositori, però delle volte bisogna trattenersi, perché non puoi dedicarti anima e corpo come vorrebbe l'idea romantica del compositore. Però ecco, diciamo che non è una realtà percorribile, anche se uno volesse farlo, diciamo che non potrebbe, perché le cifre che abbiamo visto prima ci dicono che non possiamo arrivare a fine mese facendo esclusivamente i compositori. Quindi è una realtà dei fatti, che lo si scelga o no. Quindi facciamo pace con noi stessi da questo punto di vista, mi sento di dire. Voglio aggiungere anche che anche nell'ambito della classica sono rari i compositori che campavano solo di composizione. In Italia, ricordo Verdi, lo stesso Ravel, se non gli dava una mano Gershwin a fare una tournée in America, stava messo male anche lui, e sto parlando di Ravel, non sto parlando quindi di un secolo fa. Quindi voglio dire, l'attività del compositore è sempre stata soggetta ad alti e bassi. E questo purtroppo così è. Si salvano magari i compositori che sono anche strumentisti, per cui possono alternare attività live con attività compositiva e via discorrendo. Però insomma, per me l'eclettismo, si dice spesso che l'eclettismo sia la base del lavoro, no? del compositore di musica per cinema e per immagini. Ecco, mettiamo quell'eclettismo anche nell'ambito di lavori al servizio di altri lavori che magari non necessariamente sono i compositori, anche se capisco bene quello che dici, Kristian, hai ragione, uno dovrebbe avere il tempo per dedicarsi solo a quello, ma ce ne sono tanti di lavori che ti danno la possibilità di fare solo quello che ti piace fare? Questo punto di domanda. Cioè, faccio un esempio, Massimo, a te ti piacerebbe magari scrivere solo di quel tipo di cinema là, di film di quel tipo, ma invece devi scrivere anche di altro, che magari... Guarda, il problema fondamentale è che chi vive d'arte e chi ha una forte passione la deve perseguire, quello fondamentale, però oggi come oggi deve essere veramente eclettico. Cioè io lo dico da non compositore, da non musicista, ma da amante della musica, che mi ha salvato tantissime volte, lo fa anche oggi che vivo una situazione particolare lavorativa, da oggi, da tanti anni a questa parte, perché mi sono fissato con l'arte. Io nella mia vita nasco come autore, nasco come regista, poi sono diventato montatore, promoter, regista in alcuni casi di cose che voglio dimenticare, ma tutto serve nella vita per comunque perseguire quella grande passione che hai dentro. Oggi nessuno mi avrebbe mai detto di diventare un giornalista di musica per immagini, ma poi giornalista non mi ci ritengo perché non lo sono mai stato, in fin dei conti. Io sono un amante della scrittura di musica per immagini, quello sì. E per fortuna ho avuto la fortuna, scusatemi il gioco di parole, di conoscere la bellezza di 22 anni fa un gruppo di persone pazze, furiose come me, e abbiamo fondato l'unica rivista ufficiale italiana, che è già un controsenso in un paese fondamentalmente colmo di geni della musica in generale, della musica applicata in particolare. Non abbiamo mai avuto in più di 30 anni, 40 anni una rivista che si occupasse proprio di quello, e ci voleva Massimo Privitera e tutti i suoi soci 22 anni fa per farlo. Vuol dire di sì, che ti posso dire. Però io ritengo che se si vuole fare questo mestiere, che è il più bello del mondo, l'autore di musica, si deve ricordare una cosa, che oggi come oggi forse la vera difficoltà è combattere contro una totale inettitudine che scavalca e che prevale sui veramente capaci. Io purtroppo quello che continuo a dire è che oggi come oggi chi fa musica, chi fa arte è sovrastato da una totale
assenza di meritocrazia, e soprattutto ci sono troppi inetti a fare questo mestiere. Oggi Massimo è pervaso da un ottimismo allora, io vorrei chiudere, ripeto, con Kristian facendogli i complimenti di questo sondaggio, perché è un sondaggio peraltro anche scomodo, nel senso, come avete visto, è andato a ravanare, voglio dire, su determinate situazioni che non fanno piacere, non è piacevole parlarne, no? Quindi conosco perfettamente il fenomeno, cioè di determinate questioni si preferisce soprassedere, parlare di altro, e invece no, lui è andato dritto verso determinate questioni cruciali, secondo me, che non hanno a che fare poi in realtà solo con la composizione, ma hanno a che fare proprio con il concetto di spettacolo, arte, lavoro creativo, lavoro intellettuale, cose che Massimo so da tempo, me ne occupo, e credo che siano il grande assente di questi anni, degli ultimi 20 anni, proprio perché non esiste in Italia una politica culturale. Quando si parla di politica uno si mette le mani nei capelli, non comprendendo che la politica culturale è quella poi che ci fa uscire di casa, ci fa andare a vedere un film, ci fa andare a un concerto, piuttosto che essere rintanati nei nostri mondi, nella nostra bolla e via dicendo. Quindi io faccio i complimentissimi proprio a Kristian, anche perché poi andate a vedere, noi oggi vi abbiamo parlato in queste, ahimè, volevamo fare di meno, ma alla fine sono diventate 2 ore, vi volevamo parlare un po' di questo sondaggio, ma andate a vedere il sondaggio che trovate ben delineato nel sito di kristiansensini.com, lì trovate il sondaggio integrale. E anche sonore da domani, Massimo, penso. Sì, nei prossimi giorni. In settimana, comunque, fine settimana. Anche nei prossimi giorni su colonne sonore. In sostanza, quindi, Kristian, dai ai ragazzi, però alla fine di questo sondaggio, ecco, una chiave non solo di lettura del pessimista cosmico qui che è Massimo Privitera, ma invece no, ecco, dal punto di vista qual è secondo te un buon approccio propositivo a questo sondaggio che tu hai fatto? Cioè, allora, il dopo sondaggio, quale dovrebbe cosa fare adesso? Cosa fare? Io lo chiedi a una persona che viene sempre etichettata come pessimista, io invece dico, io sono un realista. Io non vedo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma vedo un bicchiere, è una risorsa, perché se ho sete bevo quell'acqua. Quindi dobbiamo essere realisti. L'ambiente è piccolo, quello italiano, sicuramente. All'estero è un discorso molto diverso, perché è possibile vivere d'arte. All'estero sì, sono molti meno quelli che fanno solo, molti in più, scusa, quelli che fanno solo i compositori, che non hanno necessità di fare un altro lavoro, perché ci sono budget diversi, ci sono possibilità diverse e via di seguito. Quindi la prima idea è che noi non facciamo i compositori di musica per film italiani, noi facciamo i compositori di musica per film. Quindi il mercato è necessariamente gioco forza e deve essere globale. Quindi guardiamo al di fuori dei nostri confini, dobbiamo lavorare come compositore e come associazione per assicurarci però che i compositori italiani possano lavorare anche e circolare più liberamente come talenti. Consiglio ai giovani compositori innanzitutto di essere sempre pronti, sempre preparati, no? Quindi per la serie devo saper scrivere per orchestra, devo gestire una colonna sonora anche per solo elettronica. Quando arriva un'occasione io devo essere pronto, quindi devo non limitare le mie possibilità, perché il trucco è essere sempre pronti a qualsiasi occasione, saper utilizzare le tecnologie, saper mixare i propri lavori, sapere fare music supervisor, sapere fare anche il sound editing, sound effects. Sapete quante volte mi capita un regista che dice: guarda, sì, a me serve un compositore, la paga è buona, però mi devi fare anche gli effetti sonori, devi lavorare su effetti sonori. Quindi non fare il compositore classico, quello che sta
con la matita in mano, eccetera, eccetera. Scrivere molto, scrivere tutti i giorni, abituarsi a scrivere anche velocemente, pubblicare molto, perché molti aspettano il primo film per pubblicare. Tiersen, se non avesse fatto i suoi dischi solisti, nessuno sarebbe andato a cercarlo per un film che non aveva ancora fatto, insomma. Quindi un lavoro l'anno, secondo me, dovete pubblicarlo, o un EP, un singolo, un qualcosa. E cosa deve essere? Musica per film? No. Deve essere la musica che avete nella vostra testa. Musica per film diventa per film quando viene applicata al film. Ma dovete pubblicare la musica che avete in testa. È una musica solo per pianoforte? È una musica solo per Moog? È una musica per quartetto d'archi? È una musica solo sperimentale? Sono canzoni? Vuoi pubblicare un album di canzoni? Pubblicate qualcosa, scrivete tutti i giorni, pubblicate qualcosa ogni anno, fatela circolare, mandate queste vostre creazioni a tutti i registi, montatori, produttori che conoscete, perché prima o poi arriverà qualcuno che dice: porca miseria, io cercavo per questo progetto che sto facendo proprio quella cosa. Oppure fra 10 anni, come a me è capitato, un regista mi ha chiamato dopo 10 anni dicendo: ah, ti ricordi tu nel 2006 mi hai mandato una mail? Dico no, sinceramente non mi ricordo, perché ne avevano talmente tante. Io mi sono tenuto da parte la tua mail perché adesso, per questo film che sto facendo, ho bisogno proprio di quella musica che mi hai mandato quella volta. Quindi scrivete tutti i giorni musica e fatela circolare, perché è inutile che io contatto milioni di registi se poi non ho cose da fargli ascoltare, e anche cose molto, molto diverse. Quindi noi, il primo nostro dovere è scrivere musica, perché è il nostro mestiere, e poi veicolarla nella maniera migliore e più intelligente possibile. E poi ti aggiungo che se volete fare questo mestiere nello specifico, lo diciamo sempre io e Marco nei nostri corsi, ma lo diciamo anche in incontri, dovete essere, me lo diceva anche Morricone e non solo lui, onnivori. Dovete non solo ascoltare tanta musica e di tutti i generi, anche quelli che non vi piacciono, ma soprattutto se volete fare questo mestiere è impossibile che voi non vediate e non andiate al cinema, non vediate serie TV, fiction, non giocate con i videogiochi e non vedete film. Ragazzi, ma come fate a fare il compositore se non avete mai visto un film in vita vostra o una serie TV? Ma allora cambiate mestiere. Ultimi 2 consigli: non ascoltate colonne sonore. Cercate di scindere il lavoro dell'appassionato di colonne sonore, la dico meglio, scendete il lavoro di ascoltatore e quello di appassionato di colonne sonore, perché altrimenti rischiate di ricomporre qualcosa che è stato già fatto da altri. Invece bisogna essere originali, bisogna sviluppare una propria voce, questo è fondamentale. E sì, vedete tanti film, io dico vedete serie, sì, vedete serie, però andatevi a vedere la storia del cinema. Non ci sono film che non potete non vedere se vi confrontate con un regista, che poi lui vi parlerà in un linguaggio cinematografico e voi parlerete di bemolli, dei oboi, dei controfagotti che il regista non sa nemmeno che cos'è, insomma. Quindi dovete essere persone di cinema, io lo dico sempre agli allievi. Quindi dovete essere esperti di cinema, sapere cos'è un montaggio, sapere cos'è un campo lungo, eccetera. Poi chiaro, il vostro superpotere è la musica, ma va applicata a un ambito che è quello cinematografico, che dovete conoscere bene. Non potete sottovalutarlo questo. Bene. Allora, ragazzi, io ringrazio chi ci ha ascoltato fino adesso, chi non l'ha fatto, tanto è registrato, lo potrete seguire in avanti. Saluto veramente, speriamo di aver dato come posso dire, di aver fatto un buon servizio alla musica e tutto il movimento che ha a che fare con la musica per immagini, perché il buon Kristian ha veramente scoperchiato una pentola e a questo punto ognuno deve fare le proprie considerazioni su tutto questo e cercare magari di migliorare questa nostra casa dove viviamo. Grazie Kristian, grazie Massimo, noi ci vediamo presto. E adesso Kristian, basta sondaggi, comincia a fare musica, perché penso che di tempo ne hai dedicato parecchio al sondaggio. Ciao a tutti. Grazie Kristian. Ciao a tutti. Buonanotte, a presto. Ciao a tutti.